la sincerità. Comunque mi ha fatto piacere che la bambina sia affidata a me per interpretare questa canzone. Mi ha mandato il testo, un testo bellissimo. Io chiaramente ho cercato di edulcorarlo un po' il testo. Cioè in che senso l'hai edulcorato? Ci ho messo le parolacce. Ma come? Ma non fare... Non è Ormai cioè arrivare all'ultima puntata senza dire una parolaccia mi sembrava poco educato nei confronti della gente che mi stima. Ma non gli date corda anche voi! Poi voglio dire, i bambini adesso, Lorenzo, i bambini le dicono le parolacce. Devo dire che mia figlia non le dice. Anzi, addirittura mi riprende quando le dico io. Mandila al logopedista, perché non è norma. Quanti anni? 8 anni, non le dice ancora. Quasi 10, ne compie 10 fra 5 giorni. È già tardi, è già tardi. Allora, poi mi ha pregato di leggerti una letterina commoventissima che come un sottofondo. Ormai ti usano come... Che paura. Uomo tutto fare. Carissimo papà, essere se stessi, superare le avversità, insistere sempre, sapere di non essere soli anche se si è soli, anche a Sassari, anche a Sassuolo, a San Severo, sul Gran Sasso. Me l'hai insegnato tu. Così mi sono seduta alla scrivania e questa volta ho scritto io una canzone per te, come fossi Vasco Rossi. Ma su 66 strofe che ho scritto, solo 6 sono state soddisfacenti. E adesso te le canto. Grazie, vitamins. Come si fa? Sono commosso. Quanto riguarda il titolo, l'ho intitolata Se solo sapessi sussulterei. Se solo sapessi esulterei. Sussulterei. Sussulterei. Un attimo. Va bene. A te che quando sono nata è stata un'emozione, a te che se mi guardi trovi ispirazione, a te che mi hai già dedicato un sacco di canzoni, a te che francamente adesso hai rotto un po' i coglioni, a te che giri in bicicletta in mezzo alle campagne, a te che fai le maratone e scali le montagne, a te che passi le giornate lì nella foresta, a te si vede proprio che non hai mai cazzi per la testa, a te che dici grande amore, poi dici amore grande, e per sta cazzata qui magari ti senti come Dante, guarda pa che non è mica tanto originale, l'hai copiata alla pubblicità del pennello cinghiale, ma te ci sei oppure ci fai? Se solamente lo sapessi sussulterei, se solamente lo sapessi sussulterei. A te io canto una canzone perché, scusa tanto, canta Manuela Villa, canta il figlio di Morandi, canta DJ Francesco e l'altro figlio dei Pooh, ma soprattutto babbo, canti pure tu. A te che la domenica a pranzo inviti Manu Ciao, arriva questo stronzo, non mi dice manco ciao, e dopo che si fotte il primo e il secondo i dolci con la panna, attacca una pippa sulla fame nel mondo, ma va da fa' una canna. Un attimo. Grazie. C'è l'ultima. L'ultima, la più romantica. A te che sei il mio paparino e il mio Rino Papa. A te che ogni tanto sei una testa di rapa, ma io ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Scusa papà, spero che non ti incazzerai per questa mia canzone. Allora, che bella verticale, adesso che siamo alla quarta puntata, che effetto fa, questa è la domanda, essere così popolari? Tenerlo. Lì è successo. È vero, sono cose vere. Che chiaramente ti fa piacere la gente che ti fermano per strada, gli autografi, gli amici che sono contenti, gli amici che diventano tale solo di virtù, solo perché è stato su 5, perché stanno i veri amici e poi stanno ipocriti. Telefono.
Questa è Stefania. Ah, Stefania, la famosa Stefania. Questa non mi aveva mai cagato prima, cioè la dovevo chiamarla io. Adesso chiama lei, da qui ti rendi conto che tipo di persona è. E tu cosa fai? Rispondi? Chiaro, perché è buona comunque. Pronto? Stefania? Ehi, ciao. Bene, e tu come stai? E io sto a Milano. Sto facendo Zelig. Sì. Quelle dei comici, sì. No, io faccio parte dei comici proprio. La verità, Stefano, non lo sapevo manco io che ero un comico. No, io canto serio. E poi la gente... Ma qua... Perché praticamente stava lo zio Antonio, no? Che mi sa ma non coppo mazza, allora il padre si incazza, avvia da bomboniera, ha incominciato una scazzottata generale, pom, lo sposo c'aveva il coltello nell'abito da sposa, abbiamo curtito, che Zelig, morti. No, non è morto in sciù, solo si è tagliato la coscia di qua, sì, poi sono arrivati i carabinieri, sì, io a sta festa, sì. Come? Tuo padre è carabiniere? No, ma io non ce l'ho con loro, cioè voglio dire, stiamo nel 2005, cioè voglio dire, la coltellata in un matrimonio, che cazzo ci sta, Stefano? Diciamo, cioè, mi rovini il più bel giorno. Pronto? Stefania? Stefania? Stefania! No, non devi. Stefania! Stefania! Non ci sta più una tacca e non ti sento più. In modo che m'attacca, immagini un po' su. Io sono un povero terrone e non mi danno una ricezione. Questa è una discriminazione, noi non lo vediamo più. Presidente Berlusconi, e dammi un attacco di più. Ciao, un bacione! Siete un pubblico stupendi, come al solito. Tutto bene? A posto. Ciao, che? Grazie, lo so. Sto bene. Sto un po' emozionato con papà. Dai. Dai, sei forte, dai. Cosa ci canti stasera? Ashpi, abbiamo tante cose da raccontarci. Dai. Io ho tante cose da domandarti, papà. Dai, chiedi. Per l'assegno degli alimenti che vi hai detto. Proprio di Genova. Va bene, allora dunque io come ultima puntata volevo dedicare una canzone per Vanessa. Ah, per me. Sì, vedi Vanessa, io sono una persona molto timido e spesso non riesco a esprimere i sentimenti parlando orale. Orale. Come preferisci parlare? Aspetta, zitto, mi piace. Spesso tuo papà, le canzoni a me come musicista mi aiutano di dirti quello che ti voglio dire. Tu la conosci la canzone di Ramazzotti e Anastasia? Sì, non so le parole, però. Quella me l'hanno fottuta. È una canzone mia. Io ti ho portato pure il testo. Ah, la devo... E facciamo sì. Ah, va facciamo bene. insieme. In inglese lei? Col suo inglese? Ho stato molto tempo prima di decidermi di dirti che ti amo e che sei splendida. Che situazione imbarazzevole per me. There is a reason, there's a rhyme, I'm crystal clean. I hear a voice, another dark, I'm Britney Spears. Every time I look into your
so. Rise you to me, love you. Prima o poi me la già fa. Rise you, we love you. Non avrò difficoltà. Rise you, truly love you. Io sto sotto a te, tu stai in coppa a me. Forever. No, scusa, state silenzio un attimo. No, non è possibile, Vanessa. Cioè, no, perché se io A parte l'inglese che... state zitto. Se io so sotto a te, tu stai in coppa a me e viceversa, no? Cioè, non possiamo stare tutti e due sotti o tutti e due sotto. Cioè, andiamo. Ok, va bene. 3, 4. Io sto in coppa a te, tu stai in coppa a me. Vanessa, dove cazzo vuoi stare? Mi regolo io di conseguenza. A me va bene in tutte le parti. Ma come va bene? Scusate, per favore. No, scusate, io vi avrei lasciato andare, però non avrei voluto dire quello che sto per dire, forse mai, ma devo, non posso non dire. Dunque è una storia lunga, cambiate pure canale, c'è Strano Amore su Rete 4, Roma su Rai 2. No, allora, era il 77, io avevo appena finito il liceo, era il periodo finita la politica, il riflusso, io ero un po' deluso da tante cose e con degli amici siamo andati a fare un viaggio in Portogallo, era l'anno dei Garofani, la rivoluzione, la guerra era nata ancora. E mi sono fermato però sulla strada, abbiamo fatto con una 126, eravamo in tre, siamo fermati in Costa Brava, a Barcellona. E lì ho conosciuto una ragazza sulle Ramblas, sai le Ramblas che ci sono? Sì. Carina, che faceva le collanine, una hippie tutta un po' così, si chiamava Alicia. Ma quella è mia mamma, Cla. Cioè, stai tentando di dire che Vanessa... È tua sorella! Papà, tu la devi smettere di fottere in giro. No! Non dire così! Non è possibile. Tu state qua. Non dire così di nostro... Tu devi stare zitto. Non devi dire così. Tu non hai nessuna voce in capitolo. Brooke! Famiglia brutta che Adesso nella scaletta della serata era previsto un momento di jazz. Il jazz che però è una musica particolare, una musica difficile per il pubblico ignorante di Canale 5. Quindi no, non lo facciamo. Loro ci tengono tanto a questo momento, vogliono far vedere che suonano, però noi jazzisti diciamo abbiamo questa difficoltà, noi facciamo questa black music che si chiama proprio così perché è musica a nero, cioè nel senso che non facciamo fatture perché se dobbiamo pur fare fatture non si guadagna niente del jazz. Vabbè, dai, facciamo qualcosa di jazz. Io tenterò innanzitutto di spiegare di che cosa si tratta, cos'è il jazz. Come si capisce quando una cosa è jazz? Allora, quando sentite un accordo bello, un'armonia che si capisce, e subito dopo queste note che proprio che voi dite ma che cazzo, quello è jazz. Quando sentite dentro di voi quello è il jazz. So I want to dedicate the song for the big of the jazz who is righteous. Song was dedicated for you. And I want unit 1 on the book. Where's the book? On the table. And you're okay? The song? Oh yes. Georgia, oh Giorgio, say Georgia, oh Giorgio, dentro questa orgia, Georgia, oh Giorgio, mica m'accorgo. Georgia, oh Giorgio, io per mo' te l'appoggio, ma da uomo saggio io lo faccio adagio adagio.
sa che è Giorgio. Ed un tratto mi faccio mogio. Mi dispiace, Mister Giorgio, è stato un disguido dove tu hai avuto la peggio. No. Giorgio, no Giorgio, è inutile che mi fai l'elogio, non mi piace. Giorgio, io mi chiamo Ambrogio, sono di Foggio, ma non sono mai stato un... Ma che perspicacia! Thank you very much! Ciao bello. Maestro, hai portato la base. Ecco, questa canzone di chi è? Questo Come è si un chiama? pezzo americano, Sì. Is She Lovely. Is She Lovely. Isn't she lovely? Ah, Di chi è questa canzone? Di... Steve Woss. Stevie Allora, mi Wonder. raccomando, Come? Stevie Wonder. No, mi sto zitta, mi sto zitta. Così. mi raccomando la pronuncia. Io come devo cantare? Come devo... cuore. Col cuore. E basta. Grazie. Vai con la base, maestro. Ecco la base. Vabbè. Grazie la base. Vai con le mani, io. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Che bellezza, la mia ragazza. I never true love would be making one I love as she. Ti ma sposasse pure mo. Tiene l'altezza, ma soprattutto tiene un mazze che... Isn't she pretty? Truly the angle best. Quando la guardo a televisione faccio sempre la stessa considerazione. Saresti bella a te pure. Ma a casa... Che cazzo di base? È stonato. Il testo, grazie. Eccolo qua, eccolo qua. Ma questo è portoghese? No, questo è brasiliano. La canzone come si chiama? Di chi è sta canzone? Perché tu vai sempre in Brasile, praticamente. Ma spesso capito in Brasile, perché ho degli amici là. Ragazzi o ragazze? So buono. Me ne indaghiamo. Entrare di levare. Scapolare. En los mapas del cielo el sol sempre es amarillo. Tu non sai cucinare, non sai manco lavare a casa. Mis arbores nunca podrán ocultar el camino. Tu mestire vestite, ma vengono tutti aggrinziti. Vuoi fare presentatrice, vuoi fare l'attrice, ma lascia perdere sin da. Que ne puede escapar, que ne puede alcanzar, solo volar. Non fa niente, perché per me non so importante. Sti cose qua, non fa niente.
piace, abbiamo un rapporto come per te come un fratello. Ma di più, cioè proprio un complice, ecco. Che belle parole. Comunque la complicità è questo importante. non l'ho detto io, l'hanno detto i giudici questa quindi sulla sentenza. Proprio sai quelle persone che tu con uno sguardo solo ti capisci subito, Certo, sì. che quando c'è il passamontagna serve, perché fare così. E poi è buona assai, infatti ha fatto 2 pensieri, uno per te. Che bello, no, ma veramente. Non Dai, metti in questo è per me? imbarazzo, No, questa è veramente. mia, la mia. Che bello, Sono sono belli, un bel telefono. Sì, ma non posso accettarlo veramente. Non ti preoccupare, tanto Cosimo questo si riscarica. Li scarica dalle tasse? No, dai camion. Che bello che è veramente. Senti, se ve ne potete andare, non me ne volete, perché lo devo chiamare proprio a lui. Ce ne andiamo allora? Ah, va bene. Sì. Va bene, Un benissimo. attimo, Ma- che l'accendo. Ma ci scordato un pin e non mi parti su ma io so proprio scemo, non lo doveva mettere, però ci sta la soluzione perché sta brutta situazione. Carmela, dammi la scatola del cellulare, l'ho gettata e stava il codice PUC all'interno. Carmela, non devi gettare le cose senza domandare prima, amore mio. Un bacione! Facciamo che te andando a te, arresta te, ale ale ale, ale ale ale, quando sei bella, se devi tappare. No, ha trovato la rima. Che cosa Vedi che non c'è la bravo rima? Checco, Non c'è la rima. Grazie. Allora, Checco, come va? Checco, allora, Come va?
voglio sapere subito, perché questa musica Sì, d'entrata? ce l'ho fatta mettere Un io. omaggio a Giusy Ferreri, perché? Sì, l'ho fatta mettere io dal regista, anzi lo ringrazio, grazie Schicchi. Non è Schicchi, Si chiama Marco. Ho deciso di metterla perché è la canzone del momento. Sì, questo è vero. Tutta la Di solito succede che queste canzoni pompate dopo un mese mi tediano. Questa invece devo dire che mi ha scassato cazzo. No, No, dice così. Dai, che È sta la anche una verità, canzone. la verità. No, vabbè, Ma perché è un'opinione no? personale. Non gli date retta. Ma fammi capire, che differenza c'è tra tediare e scassare? Semiologicamente è tanto differente. Tanto differente. Tipo, Tediare vuol dire annoiare, invece l'altra espressione si usa quando tu ti sei scassato cazzo. tautologia, non si può dire altro. Non c'è un sinoma, non c'è un sinoma. Se dico questo è non a caso, è perché questa canzone, mi rendo conto che Zelig non è il programma giusto per fare del gospel. Zelig, no. Ma il gospel, per fare il gospel, questa canzone è dedicata a me. Sono il protagonista di questa canzone. quella di Giusy Ferreri. Scusa, ma tu hai avuto una storia con Giusy Ferreri? Allora, sono tante cose da chiarire. Innanzitutto il nome Giusy Ferreri è un soprannome che ci hanno messo i colleghi del supermercato. Perché? Si fotteva i Kinder Ferreri. Ma non è vero, avrà fatto una volta forse, ma... Una storia, e questa è che la cosa che mi dà fare. Lei parla di una grande storia d'amore, di questo. In realtà, Claudio, è stato un epitaffio. Cosa intendi per epitaffio? Quando tu incontri uno e ci dai subito il timbro finale. Dai, no. E la mano. Lei non può parlarmi di questa storia, mi sta tetiando. Mi sta tetiando pure lei. E una risposta ce la voglio dare qui a Zelig. A Giusy. Se fosse stata più di una sera ti avrei capito e tu lo sai. Quanto sarebbe durata questa storia invece? È stato da mezzogiorno a luna E dove sarebbe accaduta? nel magazzino della CRAI. Ma che tipo di relazione è stata? Come si dice a casa mia, è stata solamente una botta e via. Ti è piaciuto? Mi è anche venuta la sciatalgia. Perché lasciata al GIA? Due in un carrello non ci si sta. Adesso bella senti qua. Devi scordarti di me. Sembra ingratitudine, ma in fondo chi ti ha mai cagata? Ma vedi tu per una chiavata, dai. Devi scordarti di me. Era inevitabile che io ti abbandonassi. Non è sincera chi la dà la prima sera. Io la capisco, ma anche vedi. Chi mi conosce già lo sa. Perché? Vorrei sapere, sei irresistibile, cos'hai? Tieni presente Rocco Siffredi. E poi? Adesso aggiungi un'altra metà. Devi scordarti di me, i mitili ignoti. Vai con la solo! E finale! Grazie! Stavo scherzando. Ora, A parte, scusa, prima che tu dica quello, voglio sapere, hai le prove che questa storia sarebbe avvenuta nel carrello? C'ho i segni sulla schiena. chiedigli scusa a Giusy Più che chiedere scusa, voglio dire pubblicamente che sono un suo grande fan. Giusy, tu c'hai l'energia giusta, c'hai la faccia giusta, c'hai la preparazione, c'hai anche la monetina nel carrello. Tieni qua. Il mio ricordo. Cantante italiano, quello che ci riesce a far vibrare le corde dell'anima. È Vasco Rossi, il più grande di tutti, perché lui veramente che
È forte. Qual è la sua grandezza? Arrivare al pubblico, farci emozionare, senza usare tante parole spesso inutili. Bastano poche parole, quelle giuste, quelle che fanno poesia. Io ho scritto con umiltà una canzone per Vasco Rossi, nella speranza che un giorno la sente e la canta. Insieme. Arriva il concetto, arriva. Che te? Sei te? Insieme. Che voi siete voi. E mica noi. Mi piaci tu, come me lo, come te lo, come devo, insomma me la devi dare. Facciamo l'ultima. Questo è un inedito, il modo che vorrei. Parole pesanti. Ed è quello che non si direbbe che io dicerei. Ed è quello che non si farebbe che io facerei. Ed è quello che non ti darebbe che tu mi diarrei. Ed è quello che si papperebbe che mi pipperei. Non si può sommontare le volagne, non puoi accedere solo sullo spingitore. Sai cosa c'è? C'è che qui si può tra le fragole o non si fragolizza neanche più. E se guardi in alto c'è la luna, se guardi a terra c'è l'asfalto. E cosa vuoi che ti dica? Se guardi in mezzo sta... grande Vasco! Gnocchi non si fanno così toccando le chiappe, basta. La fastidio, ma sono tutte tue amiche, questa è brava però, diamoci un momento un po' più di relax. Creiamo un po' di relax, come farlo? Con la musica, con la musica che si crea il relax e il pubblico attende questo momento. Ancora tu? No, basta, ma viene qui il mio maestro, colui che mi ha insegnato l'arte di parlare al pubblico a un certo livello. Signori, avete capito di chi sto parlando? Checco Zalone! Ciao, The Heart of Neo Reale. Grazie. Grazie veramente, mi portate la parte per me. Cioè, ce la farò anche perché... Ma canti anche te? Sì, il famoso duet, sai che la gente... lui, cantiamo insieme, ce la farò?
Io c'ho i Ti miei. sta imparando perché lui ce l'ha dentro le potenze. La Però potenzialità. no, io spiego le cose, lui capisce State subito. zitta, no? È molto apprensivo in questo senso. È vero, sì, è vero. Grazie, mi Che raccomando. comprende me, vabbè. Ecco, ci siamo, grazie. Perfetto. Non dici sempre così le cose, le sa, il maestro. è che- Ci deve essere il microfono qua. Ok, tu stai ferma così. Sì. Per la tonalità magari faccio fatica, entro con che tipo di grinta devo avere? Grinta. Di cuore, di Questa cuore. canzone di chi è questa canzone? Era mia, vabbè, una storia andiamo. vecchia. Vabbè. Summer is as out of the kisses that I made, and full of the noises that I heard. If I could cancel from my head, estate, il solito invadente magistrato, che anche questa volta mi ha accusato di un furto che mi avevo già scordato. A swinky adesso, a swinky. Now is winter again, Le mani. and I will walk alone under the rain, pretending that you say I will remain. But now another thing, you'll be the same. Odio lo Stato, che spesso e volentieri si è sbagliato. Per questo che io l'ho sempre rifiutato, per questo che io ho sempre dichiarato che io non ho stato. Che cozzalone! Ti è piaciuta questa, veramente? Molto carina, molto carina. Non è finita, Molto carina. non è finita, è vero. È già, è vero, c'è la parte finale, la più bella. Comunque la surina è la più bella, specie se si mette a Ma che dite? No, Zalone, basta, no, dai. Rifacciamola perché Ma rifacciamo. Comunque la surina è la più bella, è bella proprio come una stella, ma in un cielo di nuvole a pecorella. Che cazzo no? La rima! Ma cosa vai con la ridete? rima! Che Adesso sì che grazie, veramente grazie. Ciao! Grazie Fuori, fuori, fuori al PC. Grazie. New Rank. Siete un po' invidioso, eh? Sei invidiosa, eh? Te lo qua, va. Bel CD. È un CD. Sì, il mio CD. L'ultimo CD. Vogliamo parlarne? Ne ho fatto uno l'anno scorso, ma non l'abbiamo venduto perché ci siamo dimenticati di fare il buco nel centro. È vero, sono la nostra casa lì. Non ci posso credere, Raul. Hai fatto anche Sì, un CD? questo è molto bello, tra l'altro perché è fatto in coppia con un grande artista troppo contemporaneo. Signori, sto parlando del mio pupillo. Checco Zalone! Vieni amore, ti faccio sentire la facciata, primo pezzo del 33 giri. Another summer day, I'm gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. I wanna go home. T'ho vista stamattina, settata a una panchina, vicino alla stazione, ma quando si buona. I will keep in all the letter that I wrote to you, just line or one or two. Baby, I'm fine, I'm you. Ma tu sei la fidanzata e non carabiniere, per carità di Dio, meglio è una malattia. Facciamo amore, io sotto a te, tu in coppa a me, a pecorella. Da quale paese del Brasile viene? No, è da Capurso. Se Ah, di Capurso, ho capito, sì. Però comunque lei non ha resistito al fascino carioca ed è andato comunque in Brasile da Capurso. Sì, io sono immigrato, no, diciamo io sono, sai, classica persona che apre negozio, non paga nessuno e poi va in Brasile. Ho capito, quindi ogni tanto lei torna in Italia.
Ah? Lei torna in Italia ogni tanto, cosa viene a fare in Italia? A carnevale. Capisco. Cioè, lei dal Brasile viene in Italia al carnevale, è sicuro? Sì, perché il carnevale, il famoso carnevale di Capurso, giustamente in Brasile non mi piace il carnevale del Brasile. No, senti, qui c'è qualcosa che non torna, perché il Brasile è il carnevale, lei che viene a fare dal Brasile... Tu sei il carnevale, il carnevale... Ma scusi, ma mi offende, cioè la nostra trasmissione mi offende. No, per me, io so da secoli ormai che il Brasile è il carnevale, c'è il carnevale più bello del mondo, il brasiliano è bellissimo. No, signor, perché vuoi mettere il carnevale di Capurso con il carnevale del Brasile. Se no, mi torna... Ma Capurso è un carnevale bello, si fa... In Brasile si fa la pentolascia con i braccia del cavallo. E allora? Che ne sa che parla fa? Vabbè, no, non parlo, va bene. Comunque, vabbè, io rimango della mia idea. Per me il Brasile è il carnevale. Vabbè, poi faccia come vuole lei. Non ha i suoi motivi per andare al Brasile. E quale altro motivo lei ha? Cioè, sicuramente ce ne sarà un altro di motivo. No, le puttane, sicuramente. Perché... Cambiamo argomento. Lei è venuto qui per cantare, che cosa ci canta stasera? Io volevo cantare una canzone che è molto sporchina. Sì? Solo che racconta la mia storia che ho incontrato la prima volta che andavo in Brasile. Ho trovato una prostituta bella, costava pur poco, però aveva un difetto fisico, gente sporgenti. È intitolata questa canzone, io mi vergogno a dire il titolo perché... No, vabbè, lo dica, tanto qui siamo fuori controllo, ormai è tardi. No, vabbè, però è troppo sporco, No, veramente. lo dica, glielo dico io, lo può dire. Buchino rigaggio. Perché... Non me l'aspettavo così. No, perché, vabbè, comunque a quest'ora se mettete sopra le capri, io le dico, quelle le fanno vedere proprio. Sì, ma noi qua siamo a Telenorba, cioè, voglio dire, si contenga, Canzone molto triste, quindi mi raccomando, attenzione al testo. E ho incontrato una ragazza da Ipanema che faceva pochino a basso costo, faceva puro scontrino fiscaloso. Ma io non mi accorgo che teneva i denti sporgenti, dice no, fa niente, ma probabilmente era meglio che me ne scappavo. Non ti dico dolori, non ti dico bruscioli, me lo sono rascato. Mi disse dammi la partita IVA, gli disse dammi un po' di pasta Brasile. Tanto spende, tanto mangi e ti trovi in mezzo ai guai. Per esempio, a mia moglie che ci raccontava. Sì, infatti volevo chiedere, scusi, come va a finire questa Come storia? mi giustificare. Appunto. Io già me l'immagino, mia moglie. E va, mentre stiamo sparisci di qua, brutto di un depravao, io te mando a cagao. Esta è la punizione per un gran sporcazione, accettato del sesso, questo è il mio contrappasso. E va, mentre esci fuori di qua, va a cercarla in Brasile, la tua dolce metà, la tua splendida amante, la tua immacolata, che se sei fortunata, te la trovi schignato. E va, ben me sta, sono un qua, sono un uomo fallito, sono un uomo finito, ma facciamo un raspao e ma sai cos'è un raspao? No, mi faccia capire cos'è il raspao, perché... No, cioè... spiegatecelo voi. No, senta, io non sono di Capurso. Come posso dire un raspao? Cioè una cosa che ci facciamo tutti, io anche faccio il raspao? No. No. Tu fa la raspigna. Che cos'è questo raspao? Mi faccia capire. Tu fai un'inquadratura alle mani, scusa. Alle menne? Che dice? Adesso molti si saranno facendo un raspao a casa. Ma passa altro dito, invece io ti tradito, sono rimasto rascato, quante cose ho imparato, quante cose ho capito. Questa qua è la canzone di un ragazzo disperato che per farsi una chiandagine, ha capito la chiandagine? Sì, la chiandagine si è trovato divorziato, quasi sa, quasi sai che faccio, ma mi faccio un bel raspao.
mi concentro sulle donne che non ne la daranno mai. Ma immagino Naomi Campbell che si mette a curare e quanto è bella. Alla cucina sta quasi quasi mosce da una bella bolla. E purtroppo è solo un sogno ed un tratto mi scettao. C'è mia nonna, mi vergogno che mi porta a colassao. Certamente se ne accorta che pisiao stanco stao. Esce fuori cara nonna. Fare una bella vacanza io e te, per esempio in Val da Sola. No, giusto, appunto. Val da sola. Proprio sola, io, basta. Questa Proprio... Guarda, volevo regalarti un CD ma non Grazie. lo faccio. Un CD che ho fatto insieme al mio maestro, signori. Il più grande musicista di tutti i tempi. Il grande neomelodico. Signori, Checco Zalone! Un abbraccio circolare a tutti. Grazie. Ciao Checco, che bello essere qua. Checco Zalone, signori. Checco Zalone! Allora volevo mandare un bacione generale a tutte le case circondariali perché qualcuno si è offeso. Certo, sì. Poi volevo salutare una persona molto cara per me, una persona che mi ha aiutato per un lavoretto in banca l'altro giorno. Ciao Cosimo, un bacione. Cosimo è una persona, cioè abbiamo un rapporto che... Per te come un fratello. Ma di più, cioè proprio un complice, ecco. Ecco, belle parole. Comunque La complicità. La complicità è questo importante. non l'ho detto io, l'hanno detto i giudici questa Quindi, sulla sentenza. Cioè, proprio sai quelle persone che tu con uno sguardo solo ti capisci subito che quando c'è il passamontagna serve perché fare preciso. Poi è buono assai, infatti ha fatto due pensieri, uno per te. Che bello, no, ma veramente. Non Dai, metti in questo è per me? imbarazzo. No, questa è mia, la vita mia. Che bello, sono belli, un bel telefono. Vabbè. Sì, ma non posso accettarlo veramente. Non ti preoccupare, tanto Cosimo questo si riscarica. Li scarica dalle tasse? No, dai camion. Che bello che è veramente. Senti, se ve ne potete andare, non me ne volete perché lo devo chiamare proprio a lui. Ce ne andiamo allora? Ah, va bene. Sì. Va bene, Un benissimo. attimo che l'accendo. Ma ci scordato un pin e non mi parti su a vedere, ma io so proprio scemo, non lo dovevi mettere, però ci sta la soluzione perché sta brutta situazione. Carmela, dammi la scatola del cellulare, l'ha gettata. E stava il codice PUC all'interno! Carmela, non devi gettare le cose senza domandare prima, amore mio. Un bacione! Siete un pubblico bellissimo! Hai capito che mi tocca fare per questi 600.000 euro di merda? Siamo perché siete simpatici. Che cosa volete? Che cosa volete? Tiziano Ferro. No, me l'ha chiesta una ragazza prima, una ragazza. Va bene, ce l'abbiamo Tiziano, il revival. Ce l'abbiamo. Cioè, aspetta, no, devo dedicare una canzone di Tiziano Ferro.